Coronavirus, apprensione nelle scuole per il rientro in classe di alunni che hanno trascorso un periodo in Cina. L'assessore regionale Donat-San, accertamenti prima del rientro nelle aule. Gli effetti dell'epidemia da coronavirus sul mondo delle imprese, tra filiali cinesi chiuse, trasferte in Cina rinviate, psicosi a Sacile, gli operai bloccano un container proveniente dalla Cina. Dolore e sconcerto alla scuola elementare di Lanzago, frequentata dalla piccola Emma, morta a 10 anni per una rara complicanza dell'influenza, supporto psicologico per i compagni, domani l'autopsia. Autonomia del Veneto, a Roma l'audizione del presidente Zaia alla commissione parlamentare per le questioni regionali. Il governo vari subito l'intesa per i veneti, la misura è colma. Fondo di solidarietà per gli enti locali, ripristinati dal governo i fondi tagliati ai comuni. Il presidente dell'ANCI, grande vittoria per i comuni veneti. Smog oltre al capoluogo della Marca, l'allerta arancio scatta anche a Castelfranco. Intanto sabato a Treviso in programma un flash mob per chiedere piste ciclabili. Finanzieranno un anno di ricerca alla città della Speranza di Padova, il risultato dei fondi raccolti grazie ai 2 concerti di Natale di Red Canzian ospitati ai teatri di Treviso e di Venezia. Ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. In primo piano l'allarme coronavirus, perché nelle scuole trevigiane c'è preoccupazione per il rientro in classe di alunni che hanno trascorso un periodo in Cina. Sentiamo. Io sono per dire che prima di rientrare a scuola si deve accertare che tutto sia sereno. Un controllo attento degli studenti di rientro dalla Cina prima del loro ritorno in classe. Interpreta la preoccupazione di famiglie e mondo scolastico l'assessore all'istruzione della regione Elena Donat-San, invocando massima prudenza per tutelare i ragazzi dal coronavirus. E tutto questo mentre da 2 giorni anche in Veneto è stato abolito il certificato di riammissione a scuola di bambini e ragazzi assenti per malattia, provvedimento accolto con favore dai pediatri. È anacronistico e finalmente è stato eliminato anche in Veneto questo tipo di... è un aggravio burocratico e basta. Ma per Donat-San il certificato sarebbe anche troppo poco. Oggi bisognerebbe pensare a una quarantena, al tempo erano 40 giorni, ma io credo che i medici decideranno qual è il tempo congruo, ma dobbiamo mettere in sicurezza i nostri confini. Genitori ma anche presidi in prima linea per capire cosa fare a livello nazionale come locale di fronte al rientro di studenti che hanno trascorso periodi in Cina. Il messaggio ai colleghi è di non contribuire, ad allarmismi. Allo stato attuale, per quanto capiamo, non c'è motivo di preoccuparsi. Dobbiamo distinguere quello che è il caso sospetto, cioè il bambino o l'adulto che ha una sintomatologia acuta respiratoria grave da richiedere un ricovero e che abbia la presenza nei 14 giorni precedenti dalle zone cinesi, soprattutto dalla zona di Wuhan. Non è detto che un bambino, perché provenga dalla Cina, ma se non ha nessuna sintomatologia, sia un bambino malato o che possa trasmettere, a quello che si sa al momento, la malattia, la patologia. E tra allarmi ed allarmismi le aziende trevigiane stanno correndo ai ripari, come confermano dalla Camera di Commercio, dove il presidente Pozza ci racconta anche l'episodio di un container cinese bloccato a Sacile. Qui a una zona vicino a Sacile c'è un camion che non lo vogliono scaricare appunto per questo paura del contagio. Quindi adesso bisogna che ovviamente le autorità siano chiare e che i messaggi che vanno all'impresa siano dei messaggi di indicazione di come muoversi, di cosa fare e cosa non fare. Episodi di allarmismo come quello del container cinese nella vicina Sacile, ma anche tante richieste di informazioni. Sono molte le aziende che chiamano in Camera di Commercio per capire come muoversi nei giorni dell'emergenza planetaria. Del resto le imprese trevigiane con sedi all'estero sono tante. Treviso ne ha circa 140, per esattezza 138. Adesso non ho i dati relativi alla Cina di quante siano. Li avremo nei prossimi giorni perché stiamo appunto facendo tutte le verifiche per capire quante imprese possono essere interessate, qual è l'indotto e che professionalità ci sono italiane in questi paesi. Nel frattempo le aziende di marca corrono ai ripari come possono. Electrolux in una lettera ai suoi manager vieta le trasferte in Cina fino al 9 febbraio e questo in via cautelativa. E che tra Oriente e Treviso gli scambi continuino lo dimostra il caso dell'imprenditrice italiana ricoverata al Cafoncello in rientro dalla Cina con febbre. L'ULSS, fatte tutte le analisi del caso, esclude categoricamente l'infezione da coronavirus.
L'invito dell'ente camerale è comunque quello di non farsi travolgere. Non bisogna assolutamente perdere la testa, ma insomma stare ai fatti, ecco. Il dramma della piccola Emma. Ora domani mattina verrà eseguita l'autopsia sull'alunna di 10 anni che frequentava la scuola elementare di Lanzago, morta con ogni probabilità a causa di un'encefalopatia, rarissima complicanza dell'influenza. Nel frattempo nella scuola si attueranno delle misure di supporto psicologico per i compagni. Domani mattina all'ospedale Caffoncello di Treviso verrà eseguito l'esame diagnostico sulla salma di Emma Vittulli. Solo dopo si avrà la certezza che il decesso della bambina di 10 anni sia dovuto, come si pensa, ad un raro caso di encefalite acuta necrotizzante. Un evento raro, imprevedibile. Ad oggi si sono riscontrati poco più di 100 casi al mondo, che ha scosso i medici e gli infermieri che in ospedale hanno assistito la piccola Emma. Sì, ha colpito tutti gli operatori, veramente tutti gli operatori sono rimasti molto colpiti, sia medici che infermieri, tutto il personale che ha assistito la bambina. Purtroppo è stata una complicazione descritta in letteratura, però così rara e soprattutto che si è evoluta in maniera così veloce e così drammatica che ha lasciato tutti stupefatti e senza parole. È scongiurato ogni rischio, precisa il dottor Formentini, per gli altri bambini che frequentano le stesse classi. Silea è una comunità affranta, così come la scuola elementare di Lanzago che Emma frequentava. Nel plesso, in collaborazione con l'amministrazione comunale, si attueranno delle misure di supporto psicologico. Adesso troveremo il modo, le modalità, le forme, anche con il consenso sempre delle famiglie, proprio per sostenere con delle attività mirate, proprio a livello educativo nelle classi, i bambini in questo percorso, insomma, che li porterà nei prossimi mesi. Adesso siamo nella fase di accettazione, poi ci dovrà essere la fase di elaborazione, di rielaborazione di un lutto così improvviso della loro compagna. Tra l'altro Emma era una bambina speciale, era una bambina solare, una bambina generosissima, è una bambina intelligente, una bambina d'oro, ecco, quindi diciamo che la sua mancanza è veramente molto 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 sentita da tutti i bambini, ma da tutta la scuola, La data del funerale è ancora da stabilire, ma la scuola, in accordo con i genitori, vorrebbe far sentire la propria presenza, così da consentire ai bambini di dare un ultimo saluto alla loro compagna. Torniamo ora a parlare dell'autonomia del Veneto, perché oggi a Roma c'è stata l'audizione del presidente del Veneto, Zaia, alla Commissione per le questioni regionali. Io non vengo qui a polemizzare, a me interessa portare a casa l'autonomia, se non altro per un motivo. Vorrei ricordarlo a tutte le forze politiche che in Veneto 2.328.494 leghisti non ci sono. Nel senso che tutti hanno votato per l'autonomia. Non usa mezzi termini il governatore Zaia e continua a ribadire che la bozza di intesa c'è ed il Veneto, per storia, parametri e virtuosità, deve candidarsi a gestire in maniera solida l'autonomia nelle 23 materie richieste. Audizione stamani in Commissione parlamentare per le questioni regionali in merito all'indagine conoscitiva sul processo di attuazione del regionalismo differenziato. Ad ora, 830 giorni dopo il referendum promosso da 2.328.000 veneti, la situazione è di stallo, lo ribadisce l'ex ministro agli affari regionali Erika Stefani. Penso che i lavori per casa la Regione Veneto li abbia fatti compiutamente e che se fosse per la Regione Veneto, per l'impianto che è stato dato alla proposta, che era la proposta che avevo elaborato anch'io all'interno del Ministero degli Affari Regionali al tempo, si potrebbe benissimo fare, basta che ci sia la volontà politica. Rispondendo ai parlamentari, Zaia incalza, sottolineando come ora il Veneto si aspetti che la partita dell'autonomia riprenda, consapevole, ribadisce, che al Parlamento spetti il compito di approvarla. Non è neanche colpa della mia regione o di qualche altra regione se da noi le cose vanno meglio. Molto probabilmente qualcuno ha avuto un comportamento più virtuoso. Non è possibile che la mia regione non abbia, su 570 comuni, non ha un comune in dissesto e ci sia una regione in giro per l'Italia, ne cito una, la Calabria, che ha un comune su 2 in dissesto finanziario. Non ce l'ho con la Calabria, ma ce l'ho con chi comunque ha portato in queste condizioni questi comuni. E penso che questo sia il nostro dovere, risolvere il problema. L'unica soluzione è l'autonomia. Spero che arrivi la risposta, Presidente Corda.
perché i veneti dicono solo che la misura è colma. E oggi a Roma, in conferenza Stato Autonomie Locali, è stato approvato lo schema di decreto che ripristina i fondi ai comuni veneti. Il taglio, lo ricordiamo, ammontava 8 milioni di euro ed era stato denunciato da decine di sindaci della Marca. Oggi il dietrofront del governo, che ha rifinanziato il fondo di solidarietà comunale. A comunicare il passaggio è il sindaco di Treviso e presidente dell'Anci Veneto Mario Conte. Non solo è stato recuperato il taglio di 8 milioni, ma si sono aggiunti 2 milioni e 700 mila euro che saranno destinati ai municipi del Veneto. Una grande vittoria dei comuni veneti, è il commento di Conte. Ora andiamo avanti con il tema del turnover del personale. Ed ora parliamo di smog. Le polveri sottili non danno tregua alla Marca. Oltre a Treviso, adesso l'allerta arancione scatta anche a Castelfranco ed intanto sabato in città è in programma un flash mob per chiedere più piste ciclabili. A Treviso, maglia nera con Vicenza e Padova sul fronte delle PM10 si sono aggiunte Castelfranco Veneto e Mansuè. Anche qui le centraline dell'ARPA non mentono e parlano di concentrazioni giornaliere superiori ai 50 microgrammi per metro cubo. A Mansuè gli sforamenti sono stati 7 consecutivi dal 22 al 28 gennaio. L'allerta quindi resta arancione con il capoluogo che sta chiudendo un gennaio da record. E proprio da qui parte l'iniziativa dell'Associazione Salvaguardia Ambiente, un flash mob sabato davanti a Casugana per chiedere al comune la pista ciclabile tra Casier e il Ponte della Gobba a ridosso del PUT. È un percorso articolato che richiede in parte, già c'è stato studiato, che richiede anche i necessari finanziamenti, ma che noi crediamo sia fondamentale in un'ottica di rilancio della mobilità dolce a Treviso e anche con i comuni limitrofi, in particolare con Casier. L'appuntamento è per sabato alle 14:30 davanti al municipio, a piedi o in bici. Lo smog non è determinato solo dalle auto, ma chiaramente una bicicletta in più e una macchina in meno vanno anche nella direzione giusta di miglioramento della qualità dell'aria. Com'è Treviso in bicicletta? Benissimo, 30 posti di lavoro in ballo in importanti aziende del territorio, 2 giorni di colloqui e di iniziative in Camera di Commercio dove i ragazzi trevigiani guardano al loro futuro. Sarei orientato verso ingegneria gestionale, poi vedremo, sono ancora incerto. Farò medicina, proverò perlomeno. Sono molto orientata verso medicina e materie scientifiche in generale. Sono pronti ad agguantare il loro futuro i ragazzi trevigiani che in Camera di Commercio proprio in questi giorni stanno incontrando il mondo dell'impresa. Un dialogo possibile, quello tra azienda, scuola e università, come dimostrano le 16 aziende trevigiane e bellunesi che hanno scelto proprio l'ente camerale per trovare profili specializzati da inserire nei loro organici, figure che si fatica a trovare sul mercato. 30 i posti di lavoro in ballo, per cui nelle prossime ore scatteranno dei colloqui in collaborazione con gli esperti di Alma Laurea che hanno vagliato circa 170 candidature provenienti da nord-est e non solo. Laureati in ingegneria, informatica, matematica, fisica, addirittura lauree di difficilissimo reperimento e che domani speriamo possano appunto matchare con la domanda delle aziende. Più in generale, dicono le statistiche della Camera, aumentano le occasioni di lavoro per i laureati specializzati. A Treviso, a 5 anni dal conseguimento del titolo, il tasso di occupazione è di oltre il 92%, 1.442 euro la retribuzione media. Insomma, il lavoro c'è, ma domanda e offerta vanno incrociate. Quanto ai ragazzi, la fotografia scattata dai docenti lascia ben sperare. Motivati, anche un po' ingenui, ma sicuramente fiduciosi e speranzosi nel futuro, quindi questo li aiuta anche a fare delle scelte coraggiose. Ancora cronaca, c'è anche un ciclista di 42 anni residente a Codogné tra i denunciati nella maxi operazione contro il traffico di doping portata avanti su scala nazionale dai carabinieri di Ascoli Piceno e dal NAS di Ancona. Nel corso di 55 perquisizioni in 30 province italiane, tra cui Treviso e anche Padova, sono state sequestrate migliaia di confezioni di farmaci dopanti, tra cui nandrolone, testosterone, ormone della crescita e steroidi anabolizzanti. I militari hanno stimato che il giro d'affari fosse di oltre 500.000 euro. L'uomo di Codogné è stato quindi fermato e denunciato.
Una mozione per mantenere i crocifissi nelle scuole, dire no alle persecuzioni nei confronti dei cristiani. È questo il documento destinato a far discutere, che presto arriverà nei consigli comunali della provincia di Treviso. Sentiamo. Per vigilare affinché in tutte le scuole del comune venga affisso il crocifisso o dove c'è, insomma, che non venga tolto, e dove manchi che venga messo. È questo uno dei punti salienti della mozione che presto arriverà in Consiglio Comunale a Treviso, dove, c'è da crederci, non mancherà di far discutere. Può essere che farà discutere, ma insomma viviamo in un paese a tradizione cristiana, tradizione cattolica, un crocifisso non ha mai fatto male. Contemporaneamente a Treviso la mozione pro crocefisso arriverà in ogni angolo della Marca. Siamo pronti ad aprire a questa mozione a tutti gli amministratori nella Marca trevigiana di Fratelli d'Italia e anche altri amministratori, appunto, che vedono bene questa iniziativa. Il tema è sensibile, però è anche giusto trattarlo, non è che le cose sensibili non vanno trattate. Testimonial dell'iniziativa l'assessore regionale Elena Donazzan e Magdi Cristiano Allam, convinto che il crocefisso sia un simbolo per l'Europa intera. Negare queste radici crea un vuoto, e laddove c'è un vuoto, questo vuoto prima o dopo viene colmato. Dobbiamo essere forti dentro, certi di chi siamo sul piano delle nostre radici, della nostra fede, identità, valori, regole e leggi. A Vedelago questa mattina flash mob della memoria in piazza da parte dei ragazzi della scuola media. Il male peggiore è l'indifferenza. Il contrario dell'amore non è l'odio, ma l'indifferenza. Il 27 gennaio, giorno della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, ma anche un'altra data, il 30 gennaio, quella dell'ascesa al potere di Hitler che devastò l'Europa. In piazza Vedelago, in un flash mob della memoria, i ragazzi delle scuole medie. Quando avete pensato di organizzare questo evento, io sapevo che voi sareste stati all'altezza. Una classe ha preparato delle stelle rosse che volevano solo fare memoria del numero infinito di campi di concentramento. Erano 40.000 sparsi in tutta Europa. Un'altra classe ha preparato però dei valori, giustizia, compassione, gratitudine, valori che coltivati permettono il non diffondersi di questo dramma. La mia dice giustizia e la frase dietro dice siate il cambiamento che volete vedere nel mondo. Un grande significato questa stella, sembra quasi fatta apposta, la prendo con orgoglio e ne farò tesoro e cercherò, insomma, di tenerlo sempre presente. Il 19 febbraio, proprio nella scuola media di Vedelago, a raccontare la sua storia davanti ai ragazzi sarà il 98enne Enrico Vanzini, internato a Dachau e nominato nel 2019 cittadino onorario. È importante investire sui giovani. Loro sono il nostro futuro e è vero che a volte il tempo fa dimenticare le cose negative, ma in questo caso è importante ricordare questi fatti spiacevoli della nostra storia ed è importante farlo soprattutto con i giovani. Linea alla regia per la pubblicità, tra poco. Ed eccoci nuovamente in diretta con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Un anno di ricerca donato attraverso i concerti di Natale di Red Canzian per portare un aiuto ai bimbi malati di tumore. Vediamo. Fiaccole alzate a teatro sulle note di Stare senza di te, in nome di un progetto più grande, la salute dei bambini. Consegnati idealmente alla Città della Speranza di Padova, il frutto dei 2 concerti di Natale voluti da Red Canzian, un regalo in carne e ossa, un anno di lavoro di questo giovane ricercatore, Mattia Saggioro. Noi persone privilegiate e fortunate perché la vita ci ha sorriso, che abbiamo dei figli sani, far qualcosa e poter aiutare, ahimè, genitori che non hanno avuto la stessa fortuna, credo sia, questi sono i veri regali di Natale, senza nessun eroismo, cioè è una cosa che chiunque
abbia avuto una vita buona dovrebbe fare, io credo. Concerti di famiglia li ha chiamati Canzian, che in questo lavoro ha avuto a fianco la moglie Bea e i figli Phil e Chiara. Un sogno diventato realtà nel volto sorridente di Mattia, che ci racconta come userà quest'anno nel suo laboratorio. Mi occupo di un tumore pediatrico che si chiama rabdomyosarcoma e affligge praticamente bambini in fascia pediatrica, appunto, e purtroppo i tassi di sopravvivenza per questo tipo di tumore nei casi più difficili sono molto bassi, si attestano intorno al 10%. A ospitare i due concerti il Teatro Goldoni di Venezia e il del Monaco di Treviso, ma le date a dicembre 2020 saranno 3, promette Red Canzian, con l'aggiunta del Teatro Verdi di Padova. Faremo il concerto anche al Verdi, ma poi è nato un amore con il Teatro Stabile del Veneto, stiamo producendo un'opera rock che ho scritto, che vedrà la luce nel 2021. L'anno prossimo vedremo 2 ricercatori seduti che ringrazieranno tutti quelli che hanno partecipato a questi concerti e che lavoreranno in nome di Red Canzian, che insomma è lui che adesso li sta contribuendo per sostenere, ma soprattutto per far guarire sempre più bambini. Ed ora spazio alle notizie da Belluno e provincia. Risvolti economici non indifferenti sono causati dalla diffusione del coronavirus anche in provincia di Belluno. Ne abbiamo parlato diffusamente nella prima parte del nostro telegiornale. Il settore più interessato nel bellunese è proprio quello dell'occhialeria. Sentiamo. L'emergenza coronavirus non è circoscritta solo all'ambito sanitario e inizia a produrre i suoi effetti sull'economia. Il mercato cinese è strategico anche per l'export bellunese, che ha nel settore dell'occhialeria il suo core business, e i primi contraccolpi si sono subito fatti sentire. Luxottica, che a Gaobu ha un polo di produzione con 3 stabilimenti e un centro di distribuzione, ha prolungato la chiusura delle fabbriche fino al prossimo 10 febbraio, ben oltre il periodo tradizionalmente osservato per il Capodanno cinese. Sospese le attività di vendita nell'epicentro dell'epidemia Wuhan e a Hubei e bloccate le trasferte da e per la Cina. Stessa situazione per Safilo, che ha uno stabilimento produttivo a Suzhou e gli uffici commerciali a Shanghai. I timori per i risvolti negativi causati dall'epidemia sono forti e per l'economia mondiale già si parla di pandemia. Pagano già i titoli quotati alle borse di Shanghai e di Hong Kong, sofferenti quelli scambiati a Tokyo. Il comparto più colpito è quello del lusso e l'occhialeria è uno di questi, con un giro d'affari stimato in provincia di Belluno in oltre 203 milioni di euro. Ma, spiega la Camera di Commercio di Belluno Treviso, il mercato cinese è importante anche per le aziende della gomma plastica e dei macchinari. Grazie alla Cina, lo scorso anno l'export di macchinari è stato pari a un più 115%, 64% il balzo in avanti del comparto gomma plastica. Padre e figlio residenti nella Val Belluna sono stati arrestati dai carabinieri di Feltre per detenzione abusiva di armi da guerra. Nel corso di una perquisizione nella loro casa, i militari dell'Arma hanno sequestrato armi risalenti alla prima e alla seconda guerra mondiale. Uno dei luoghi più affascinanti del bellunese rischia la chiusura. La carenza di personale colpisce il museo etnografico della provincia di Belluno. Abbiamo un gravissimo problema. Ci stiamo riducendo, ci stiamo letteralmente estinguendo. Da 5 persone che lavoravano inizialmente al museo, adesso siamo in 2. Dei 2 l'uno già si prepara ad andare in pensione e quindi la situazione sta diventando assolutamente ingestibile. Rischia di chiudere il museo etnografico di Serravella di Cesio Maggiore. La sua direttrice da tempo cerca un contatto con l'assessore regionale alla cultura Corazzari e con lo stesso presidente Zaia per rappresentare una situazione gravissima che sta mettendo a repentaglio la fruizione di un vero e proprio scrigno di tesori. Viaggiamo a 2 velocità, dice Cristina Busatta. Da un lato il museo cresce per visitatori e attività, dall'altro abbiamo un problema di personale cui non si riesce a fare fronte. La provincia è proprio il soggetto attuatore, diciamo, ma di fatto non può assumere, perché la legge del Rio glielo impedisce. Lo stesso personale che inizialmente era provinciale, come la sottoscritta, è passato sotto le fila della regione,
Ma la Regione sostiene di non avere voce in capitolo sul museo che è gestito dalla provincia. Di fatto siamo in un limbo. Il Museo etnografico di Seravella si trova ai piedi del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, in una zona cuscinetto tra due aree patrimonio UNESCO, le Dolomiti e le colline del Prosecco. Nelle sue sale sono esposti oggetti storici, materiali e immateriali, della cultura e delle attività di un tempo. 2 sale sono riservate alle balie da latte, cioè alle giovani madri che lasciavano i propri figli per allattare i bambini dell'aristocrazia e della borghesia. All'esterno l'affascinante giardino delle rose antiche, un luogo speciale in cui nella bella stagione si possono ammirare oltre 300 piante di rose. Chiunque arriva qui dentro a un certo punto trova una memoria, un ricordo, un oggetto legato alla propria storia, alla storia della propria famiglia. Il mio è un appello alle istituzioni, specialmente alla Regione. Chiedo di avere un occhio di riguardo per questa istituzione, che può diventare molto importante, anche perché, ripeto, rappresentandoci è importante anche per lo sviluppo turistico del territorio. Uno sguardo alla programmazione di questa sera, subito dopo i TG torna 20:10 con in studio ospiti Federico Canera, assessore regionale al turismo, e Alessandro Berton, presidente di Union Mare Veneto. E poi in prima serata dalle 21:15 torna come ogni giovedì la Zanzega con una puntata tutta dedicata alla città di Treviso. La città di Treviso come non l'avete mai vista, dalla cattedrale al Palazzo dei 300, la biblioteca capitolare e le canoniche, la loggia dei cavalieri. La Zanzega torna su Antenna 3 come ogni giovedì sera dalle 21:15 con una puntata tutta dedicata al capoluogo della Marca e alle sue bellezze artistiche, la storia, la cultura, i musei, i monumenti, i vicoli cari a Comisso. E poi non poteva mancare una sosta nelle osterie ed un assaggio delle specialità che hanno reso famosa Treviso ben oltre i confini regionali, dal tiramisù alla soppa coada. Visiteremo le porte della città arrivando da prima a San Tommaso, poi dentro il centro storico, la Treviso medievale, e quindi la loggia dei cavalieri, Piazza dei Signori col Palazzo dei 300 e poi tantissime curiosità che davvero pochi di voi conoscono. Andiamo sottoterra? Andiamo anche sottoterra. Via, si parte, Treviso, stiamo arrivando. Buon divertimento con noi. Ed è tutto per questa edizione dei nostri telegiornali, grazie per l'attenzione, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo, il meteo. Isola i cassonetti delle tapparelle con Isola Tutto, il kit fai da te che elimina spifferi e rumori e fa risparmiare. Isola Tutto De Faberi. Benvenuti al meteo. Il mese di gennaio ci saluta con un tempo generalmente stabile e con un clima insolitamente mite per il periodo. Il dettaglio dunque della giornata di venerdì. Sul Veneto ampio soleggiamento con cielo al massimo poco nuvoloso. Nelle ore più fredde della giornata, dunque in mattinata e in serata, sarà possibile qualche foschia sulle pianure. Temperature minime tra lo 0 e i 4 gradi, massime invece fino a 13 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli, Venezia, Giulia, bel tempo con più sole al mattino, cielo via via più nuvoloso invece a partire dal pomeriggio, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 1 e 8 gradi, massime tra 10 e 12 gradi circa. Poche novità sul Trentino Alto Adige con sole prevalente, vedete, su tutti i settori. Temperature minime intorno allo 0, massime sui 12 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Isola i cassonetti delle tapparelle con Isola Tutto, il kit fai da te che elimina spifferi e rumori e fa risparmiare. Isola Tutto De Faberi.